tenta lo straziante addio alla 17enne morta nella tragedia del catamarano, il dolore senza fine di mamma e papà, per lei una folla di giovani. 90enne riesce a fermare la ladra che si era introdotta in casa, era la sua ex colf, l'anziano picchiato, ma la donna arrestata dai carabinieri, successo a Candiana, nel Padovano. Invece nel Trevigiano continuano senza sosta le razzie, nei cimiteri spariscono statue, oggetti in bronzo, tombe devastate, la rabbia dei residenti e nessun rispetto per la morte. Regionali slitta al tavolo nazionale del centrodestra sullo sfondo, un sondaggio che darebbe la Lega vincente da sola con una lista nome Zaia, intanto il centro-sinistra sempre più coeso sull'ipotesi Manildo. Boom di cassa integrazione straordinaria nella Marca nei primi 3 mesi di quest'anno, l'allarme della CGIL, crisi aziendali consolidate e bisogna investire nel territorio. Rivoluzione ticket per la Basilica di San Marco, biglietti solo online e tariffe aumentate, il rincaro servirà a finanziare l'apertura di chiese veneziane attualmente chiuse per mancanza di personale. Biennale d'Arte 2026, orfana della curatrice morta prematuramente lo scorso 10 maggio, proseguirà il percorso che lei stessa aveva tracciato, la decisione dei vertici insieme alla sua famiglia. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Prima di cominciare con le notizie, come di consueto, vi proponiamo il nostro sondaggio che oggi ha a che fare con i temi dell'economia ma anche della politica. I segnali sono infatti preoccupanti, c'è un boom di cassa integrazione anche in Veneto. Oggi gli industriali davanti alla Premier Meloni a Bologna hanno chiesto di accelerare sul ritmo del nucleare. La stessa Meloni ha aperto a queste ipotesi. Vi chiediamo dunque se secondo voi sia il caso di ritornare al nucleare, sì o no. I numeri che vedete come sempre in sovraimpressione, continuate a votare, l'esito dopo l'inizio della puntata di Ring a partire dalle 21. E dunque noi iniziamo con le notizie. In apertura i funerali di Anna Chiti, la 17enne morta in catamarano mentre stava eseguendo una manovra che non avrebbe dovuto fare. Vediamo. Un giorno mia figlia Anna mi dice: sai papà, sei il mio supereroe, senza mantello, ma col superpotere di essere il mio papà, più forte del mondo. Ma adesso che il mio angelo non c'è più, quel supereroe è stato sconfitto da dolore amici. Ma sono convinto che il tuo papà un giorno ritornerà da te, più forte di un supereroe, per stare insieme per tutta l'eternità. Papà Umberto ha dato così il suo saluto ad Anna Chiti, morta 10 giorni fa, 17 anni, nel tragico incidente sul catamarano. A salire sull'altare della chiesa di Malcontenta nel giorno del funerale è stato poi il turno di mamma Ludmila e prima di loro della gemella Giulia. Tu sei e sarai sempre parte di me. Non importa dove tu sei adesso, io ti porterò con me ovunque. Sarai il mio coraggio quando ho paura, la mia forza quando vorrò mollare e la mia luce quando tutto sarà buio. Mi mancherà quel tuo sorriso solare che portavi sempre con te e chi mi voleva dire: mamma, ti voglio bene. Prima dei familiari e della funzione anche amici e amiche hanno voluto dare il loro personale saluto ad Anna, una ragazza che tutti ricordano come solare, allegra, intraprendente, amante del mare. In chiesa e sul piazzale almeno 2000 persone, soprattutto giovani, amici di Anna. Sulla bara bianca calle blu a simboleggiare il colore del mare, rose bianche e girasoli. All'arrivo poco prima delle 10, oltre i familiari, i compagni dell'istituto nautico e la disperazione del padre tra le note di Ovunque sarai di Irama. Ovunque sarò, in ogni gesto io ti cercherò. Se non ci sarai, io lo capirò. E nel silenzio io ti ascolterò. Poco prima, gli uomini dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia hanno accolto la bara con il fischio del Nostromo che si riserva alle autorità di Stato e ai marinai venuti a mancare. In chiesa il sindaco Brugnaro, che ha abbracciato commosso il papà di Anna, il presidente dell'autorità portuale di Blasio, il sindaco di Mira Dori e altri rappresentanti istituzionali. All'uscita, tra le note di American Dream, il lancio dei palloncini bianchi e azzurri, gli applausi e le lacrime della mamma distrutta che insieme al resto della famiglia ha accompagnato Anna verso il cimitero.
Voltiamo pagina e proseguiamo con la cronaca. Un anziano riesce a fermare una ladra che si era introdotta in casa sua. Conosceva bene quella casa perché lì una 55enne tedesca residente a Ponte Longo aveva lavorato come colf. È successo a Candiana, nella Bassa Padovana, dove la donna è entrata in casa di un 90enne tagliando con un tronchese la recinzione. Occhiali neri, mascherina e cappello in testa, si è intrufolata in casa approfittando della distrazione dell'anziano proprietario e ha rubato da un pensile in cucina 100 euro in contanti. La donna però è stata notata dai vicini. La moglie ha lanciato l'allarme chiamando le forze dell'ordine, mentre il marito è andato in soccorso del 90enne padrone di casa, che nel frattempo, sorprendendo l'ex collaboratrice, veniva picchiato dalla donna. Le botte all'ex datore di lavoro, però, non sono bastate a fermarlo perché il 90enne, con l'aiuto del vicino, è riuscito a fermarla e a consegnarla ai carabinieri accorsi subito sul posto. Gli uomini dell'Arma hanno preso in consegna la 55enne che, perquisita, è stata trovata in possesso del denaro rubato. La donna è stata quindi arrestata e sottoposta agli arresti domiciliari. A seguito dell'udienza celebrata con rito direttissimo nella giornata di ieri, il giudice ha convalidato l'arresto e disposto per l'indagata l'applicazione della misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. Il 90enne invece è stato accompagnato al pronto soccorso di Piove di Sacco, dove ha rimediato una prognosi di 20 giorni. Nel Trevigiano, cimiteri presi di mira alla ricerca di bronzo. È venuto a controllare? Sì, sono venuta a controllare perché ho sentito appunto per Antenna 3 il telegiornale. Ho detto è meglio che vado a controllare anch'io, che non sia successo qualcosa. Senta, e guardando questa tomba qua cosa si pensa? Insomma, che sono dei vandali. E guardando come hanno devastato questa tomba non c'è altro termine per dei ladri di bronzo che hanno colpito la sinistra Piave. Statuette, portalampade ed altri oggetti tutti realizzati in lega di rame e stagno divelti dal camposanto di Marino di Piave e in quelli di Ogliano e di Scomigo. Ma è in quest'ultimo che i malviventi si sono particolarmente accaniti, arrivando a montare su questa tomba, spostando con il peso i graniti per poi distruggere la stele con il basamento che sosteneva una statuetta votiva. I furti e i vandalismi risalirebbero alla notte dello scorso fine settimana, mentre nella giornata di lunedì la triste scoperta da parte dei familiari e le relative denunce con la richiesta di giustizia per atti che colpiscono gli affetti più cari. Oltre al danno economico, che è un qualcosa che ha una certa consistenza, però insomma passa, rimane invece la ferita dal punto di vista dei sentimenti, perché diciamo i familiari che vanno a trovare i propri defunti e si trovano la tomba danneggiata è una cosa che ti rimane. Forze dell'ordine che non solo stanno intensificando i controlli anche nelle zone cimiteriali, ma contano di individuare i responsabili attraverso i circuiti intercomunali di videosorveglianza. Nel perimetro esterno di qualche cimitero ci sono, in altri ne abbiamo qualche telecamera sulle vie di esodo, e quindi stiamo cercando con il nostro nucleo investigativo di setacciare tutte le immagini per capire di individuare questi soggetti. Stiamo vagliando delle piste magari di nomadi che si appropriano di questo metallo per poi venderlo al mercato nero. Indagini quindi anche nel mondo del riciclo dei metalli, considerando che bisogna essere strutturati per poter procedere alla fusione del bronzo. Recuperare la refurtiva è molto difficile, se non addirittura improbabile, però ci piacerebbe comunque intercettare questi soggetti, perché in passato c'erano state delle bande che rubavano il rame dalle grondaie piuttosto che dai tetti, oppure matasse di fili alle ferrovie. Comunque non aveva lo stesso effetto da un punto di vista, diciamo, sentimentale, del sentimento, quindi non toccava tanto la morale. Qua invece si entra proprio nell'intimo dei sentimenti di ogni persona. Siamo alla politica, le regionali slitta al tavolo nazionale del centrodestra. C'è un sondaggio, la Lega potrebbe vincere a una piccola condizione, che ci fosse Luca Zaia, e nel senso che ci fosse la lista Lega con la lista Zaia, con la lista degli amministratori, con un'altra lista
ok? Allora, siccome stiamo parlando di fantapolitica, utopia. Esatto, quindi non è un dettaglio da poco, allora la Lega non vince da sola, vincerebbe solo con un bel supporto da parte di Luca Zaia. Certo, dovrebbe esserci Luca Zaia che si candida, ma mi pare che questa partita qua sia chiusa una volta per tutte. Gioca a carte scoperte il sindaco di Noventa Padovana, il leghista Marcello Bano, in diretta a Ring, quando ancora non si trova la quadra sul candidato presidente per il centrodestra. Il dopo Zaia tra alleati ha ormai le caratteristiche dello psicodramma, in attesa che i leader nazionali battano un colpo. Un primo incontro a Roma per parlare del Veneto e delle altre regioni al voto sarebbe già slittato a data da destinarsi. In studio con Bano c'è un altro sindaco, quello di San Zenone degli Ezzelini, che rappresenta Forza Italia. Nella situazione attuale penso sia fondamentale cercare appunto la sintesi e andare avanti. Anzi, dovremmo imparare, secondo me, dai nostri errori, dove eventualmente ci siamo divisi, quelli di incominciare subito, a prescindere dai risultati, a ricompattare il centrodestra. Questo l'obiettivo dichiarato, nonostante le fibrillazioni siano di fatto quotidiane, con il forzista Flavio Tosi tornato ad attaccare la giunta Zaia sulla sanità. Tutto questo mentre il tempo scorre. Da Bano un invito. Non sottovalutiamo l'importanza del candidato, anche perché qua abbiamo un'eredità molto pesante che è quella di Luca Zaia. Quindi abbiamo il dovere, l'obbligo di mettere il candidato migliore, a prescindere dalla giacchetta. Io continuo a dirlo anche ai miei. Appello ecumenico, ma per il leghista non si può prescindere da un nome in particolare. Stefani potrebbe essere candidato. Stefani, secondo me, oggi è il candidato. È il candidato. È il candidato. Allora, per quanto mi riguarda, oggi Alberto è il candidato. E ora l'economia e boom di cassa integrazione straordinaria, soprattutto nella Marca. Tanta cassa integrazione ordinaria si è trasformata in cassa integrazione straordinaria e sulla richiesta di cassa integrazione straordinaria, cioè le aziende che sono in crisi, in ristrutturazione o in fase di chiusura, siamo a più 864-865% circa. Questo è il dato più significativo emerso dall'analisi elaborata dalla CGIL sulle richieste di cassa integrazione e sulle crisi aziendali nella Marca trevigiana. Andando con ordine, nel primo trimestre 2025 diminuisce la richiesta di CIG ordinaria sia in industria che in edilizia rispetto allo stesso periodo del 2024, con un calo per quanto riguarda il primo settore di poco meno di 400.000 ore, pari a un meno 10%. Un trend che si rispecchia nella gran parte dei comparti dell'industria, fatto salvo per alcuni, tra cui il metallurgico, il tessile e a sorpresa il settore degli alimentari. Potrebbe sottintendere anche a un calo dei consumi nel territorio. Ma sono i dati sulle richieste di cassa integrazione straordinaria nella provincia di Treviso a preoccupare. La CIG legata a crisi e ristrutturazioni aziendali in diversi settori, dall'industria all'edilizia al commercio, nel primo trimestre di quest'anno è aumentata di oltre 294.000 ore rispetto ai primi 3 mesi del 2024, mentre la cassa integrazione straordinaria di solidarietà ha subito per il solo comparto industriale un incremento di oltre 848.000 ore. Complessivamente la CIG straordinaria è cresciuta di 1.136.904 ore. Le difficoltà che prima venivano affrontate temporaneamente si stanno in qualche maniera consolidando. Nell'epoca post-Covid è la prima volta che accade questo? Sì, noi abbiamo visto un rimbalzo della produzione, delle richieste subito dopo il Covid, e adesso un calo drammatico. Un quadro sicuramente condizionato dalle crisi internazionali e dalle incertezze legate ai dazi, ma che per la CGIL ha origini lontane. Di una mancanza di programmazione e di visione del territorio. Questo comporta una trasformazione del mercato del lavoro. Con un lavoro molto più povero, molto più precario. Un lavoro precario che non consente alle nuove generazioni di acquisire quelle conoscenze che caratterizzano il nostro tessuto manifatturiero, che il sindacato teme possa scomparire se non ci sarà un cambio di marcia. Se non c'è innovazione, se non c'è investimento, se non c'è prospettiva, non è possibile continuare a mantenere un know-how, una capacità di conoscenza. Cambiano i metodi di prenotazione per la Basilica di San Marco, vediamo cosa cambierà.
Dal 1 luglio i turisti che vorranno visitare la Basilica di San Marco a Venezia potranno accedere solo su prenotazione esclusivamente online. Aumenta il costo del biglietto, 10 euro per quello base fino a un massimo di 30. Anche il semplice biglietto base comprenderà l'accesso alla Basilica di Torcello e alla parte museale del seminario. Grazie a questo aumento sarà garantita l'apertura continuativa di 40 chiese del Patriarcato, oggi chiuse completamente o parzialmente. Si creeranno anche nuovi posti di lavoro. Questa è la grande novità. Non dovranno più fare code, saranno certi di poter entrare nell'ora loro programmata e quindi tutto dovrebbe avvenire in modo molto più rispettoso per la città e per le persone che ci visitano. Inoltre avremo anche un maggior controllo a garanzia della sicurezza e soprattutto una migliore qualità di visita. Permetteremo a tutti di poter visitare la Basilica senza la pressione che in certi momenti oggi si verifica. Cosa cambierà? Aumenterà il biglietto oggi online di 6 euro, passerà il biglietto base a 10 euro, di più se si vedono altre parti riservate della Basilica. Si partirà con una sperimentazione di 6 mesi, come ha ben spiegato Monsignor Favaro. I cambiamenti in arrivo riguardano solo gli accessi turistici, mentre l'ingresso ai fedeli dei peregrini, in particolare in questo anno del Giubileo, per le celebrazioni liturgiche, per pregare e per fini pastorali, sarà sempre e comunque gratuito. Abbiamo 1.800.000 visitatori della Basilica, circa 700.000 del campanile, quindi nell'insieme sono 2,5 milioni di persone. Con questa pianificazione degli accessi porteremo i biglietti giornalieri da 4.200 fino a 5.200, quindi aumentiamo la possibilità di visitare la Basilica in condizioni più rispettose. Siamo alla cultura. Dopo la morte prematura della curatrice della Biennale 2026 si è deciso unitamente alla famiglia di proseguire sulle sue tracce. I look forward to seeing you in Venice in May 2026. Un appuntamento che Coio Cuo, direttrice della 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia, in programma nel 2026, non riuscirà a mantenere per un tragico destino che lo scorso 10 maggio, a causa di una malattia fulminante, l'ha strappata alla vita. Sarà comunque presente in altra forma. Con gesto coraggioso e senza precedenti, la Biennale di Venezia, guidata dal suo presidente Pietrangelo Buttafuoco, ha annunciato con una scelta dirompente, in accordo con la famiglia di Cuo, di realizzare la mostra da lei pensata. Un annuncio sottolineato da applausi scoscianti e da una profonda commozione palpabili nella sala delle colonne a Ca' Giustiniani. Chiede la sua piena disponibilità al presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, ad assumere l'incarico di direttore artistico del settore arti visive della Biennale. Coio Cuo ha lavorato intensamente dall'ottobre 2024 fino ai primi di maggio, pochi giorni fa, alla realizzazione della mostra che avrà il titolo e il contenuto da lei pensati, i minor case in tono minore. La mostra verrà inaugurata il 9 maggio 2026 fino al 22 novembre. I contenuti saranno annunciati il 25 febbraio del prossimo anno. A tracciarne la strada saranno Coio dall'altrove, come ha indicato il presidente Buttafuoco, con la Biennale e il team di curatori e collaboratori da lei scelti. L'arte spranca le porte all'eterno. Nel suo sguardo c'è il momento da attraversare. Ancora prima di dire la sua risposta, mi chiede, posto il vincolo di riservatezza, posto il bisogno di non far trapelare nulla oltre quelle mura della stanza in cui ci ritroviamo, mi chiede, posso dirlo comunque a mia mamma? Grazie per averci seguito, una buona serata, arrivederci.